Euroregione News. Free Voices, coro spettacolare da Capriva, la musica rivive. Presentato in diretta a Facebook insieme al sottoscritto, il primo CD del coro Free Voices, insieme alla direttrice artistica Manuela Mariussi, tutto il coro giovanile Free Voices. Un disco, secondo me, al giorno d'oggi è veramente la possibilità di ricordare come una fotografia della tua storia, e quindi è molto importante poter fermare le proprie esperienze e il proprio momento artistico di quel momento in un disco. Abbiamo i concerti di Natale, abbiamo i concerti che vedono questo spettacolo Christmas Gift. Anche questo è uno spettacolo che unisce, diciamo così, alcuni canti della tradizione natalizia nordamericana, alcuni canti famosi, con delle piccole contaminazioni con la nostra musica, con la musica italiana. Quindi uno spettacolo molto originale, coreografato. Bisogna dire che per le coreografie noi ci serviamo, e viene da noi con molto piacere, del coreografo Marco Rigamonti, che è un coreografo che lavora con varie compagnie musical italiane, ma che si occupa anche di coreografare gli show choir. Quindi grazie anche al suo contributo possiamo mettere in scena questi spettacoli in questo modo. Le date: allora, il 16 di dicembre siamo a Treffen, all'auditorium di Treffen, che è un bellissimo paese carinziano sul lago di Ossiach. E dopodiché il 23 di dicembre saremo al Teatro Ristori di Cividale, il 26 di dicembre alla Chiesa Luterana di Trieste, quella di Largo Panfili, il 27 di dicembre siamo al Kulturnidom di Gorizia e il 28 di dicembre al Teatro di San Giorgio di Nogaro. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.